Un giorno davvero difficile per la Calabria e i calabresi, la tragica scomparsa del presidente Iole Santelli, la prima presidente donna da quando è stata istituita la regione. C'è commozione, basta guardare che cosa compare sulle home page di tutti i quotidiani nazionali, ma anche le agenzie di stampa che hanno praticamente pompato, come si dice in gergo, da stamattina, da quando la notizia è diventata ufficiale, passata dai si dice all'ufficiale, centinaia e centinaia di dichiarazioni, tutto il mondo politico, il mondo associativo, il mondo sindacale, il mondo culturale, perché ha davvero scosso tutti quanti. Vi dico subito che Bandiere a Mezzasta, il comune di Cosenza e il comune di Rende, il comune di Cosenza per domani ha indetto il lutto cittadino. Siamo riusciti a beccare il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, che sta tornando da Roma perché ha preso la notizia, doveva partecipare ad un'assemblea dell'ANCI e sta tornando. Guardate che cosa, come si esprime su Iole Santelli. Iole Santelli era per me più che un'amica, eravamo legati da tantissimo tempo da un rapporto proprio di profonda amicizia. Questa notizia oggi è stata un colpo molto grave per la città, per tutta la regione Calabria. Sono profondamente addolorato, non riesco a trovare neanche le parole giuste. Prevale questo senso di dolore, diciamo, di costernazione. Devo dire che Iole è stato sempre un esempio per tutti, no? La sua forza, la sua volontà, il fatto di non parlare male, mai della malattia, per esempio, di parlare sempre di progetti, di parlare sempre del futuro. Ecco, questo è qualcosa che ricordo proprio di lei, una donna straordinaria, fortissima, quando da vice sindaco ha dato un impulso a tutte le attività culturali e anche di spettacolo, sono aumentate di moltissimo nel suo periodo, lo voglio ricordare, lo voglio sottolineare, stava anche da governatore, stava cominciando a dare un impulso e anche un'immagine diversa a questa nostra terra. Quindi un esempio di come una persona così determinata, così legata al territorio, possa esercitare un'azione così importante, insomma, fino alla fine proprio. Io l'ho sentita anche ieri, l'altro ieri, ancora mi parlava di progetti, non aveva voce perché mi diceva che eravamo stati insieme a Camigliatello alla tappa del Giro d'Italia e lì c'era freddo, aveva perso anche voce proprio in quell'occasione, però anziché parlarmi dei suoi problemi mi parlava di progetti, mi aveva invitato martedì a questo evento che si doveva tenere a Roma per presentare il cortometraggio sulla Calabria a cui lei tanto teneva, di Gabriele Muccino, cioè parlava sempre, ecco, delle questioni che riguardavano la città di Cosenza, la Calabria. Da questo punto di vista è una donna straordinaria e fortissima che diventa per tutti un esempio. Che cosa lascia? Lascia tantissimo, lascia appunto questo suo impegno, questo suo rapporto, questo suo sorriso, insomma, no? Che ho trovato in tantissime foto insieme a lei, lascia la sua presenza in tutto quello che c'è stato in questi ultimi anni a Cosenza e anche quello che adesso ha cominciato a fare per la Calabria. Lascia questo lavoro che aveva fatto nel partito, all'interno delle istituzioni. Ecco. Si è bloccato il collegamento. C'è in linea anche il mio amico e collega Filippo Veltri. Filippo, mi senti? Filippo, dovresti attivare l'audio. Filippo, mi senti? No, c'è un problema nel collegamento. Volete per cortesia vedere come ottimizzare l'ascolto dell'audio di Filippo Veltri? Intanto sentite cosa ha detto stamattina, appresa la notizia, la deputata del Fratelli d'Italia Wanda Ferro.
certamente è una notizia che ha colpito la comunità calabrese intera, ha colpito anche tutta la comunità ovviamente del centrodestra di Fratelli d'Italia, la scomparsa di Iole Santelli che ha visto, devo dire, da parte anche dei colleghi della Camera dei Deputati il minuto di silenzio è una grave perdita per la politica, è una grave perdita per la Regione Calabria e per quanto mi riguarda è una grave perdita sul piano personale e umano, perché io ho condiviso con Iole Santelli non soltanto oltre 30 anni di politica, da alleati, da persone che stavano dalla stessa parte, ma soprattutto anche un percorso umano e personale che mi porterò dietro. Quindi insomma va il mio cordoglio alle persone alle più care, alle persone partendo ovviamente dalle sorelle e dai nipoti e dai familiari che rappresentavano il suo punto fermo, il punto fermo di una donna che ha sempre creduto nei valori della famiglia e da buona calabrese ha tentato ovviamente di cambiare le sorti delle famiglie della nostra comunità. È il messaggio di Wanda Ferro. Andiamo per cortesia un attimo, prima di ascoltare altre testimonianze, andiamo davanti, casa di Iole Santelli, dove c'è per noi Isabella Roccamo, che mi pare abbia alla sua postazione il neo eletto sindaco di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, alla quale la Santelli era molto legata. Isabella, ha un attimo di pazienza perché i collegamenti oggi, anche il temporale, c'è un po' di tutto, ma dobbiamo garantire i nostri servizi. Filippo, non so se adesso riesco a sentirti. Proviamo. Mi fate sentire l'audio di Filippo, per favore? Mi senti tu? Adesso sì, perfetto, finalmente sì. Che dire Filippo, noi ci siamo sentiti stamattina presto perché abbiamo appreso la notizia e poi abbiamo, come dire, come si fa in questi casi, cercato conferme, nel senso che verificato la notizia, abbiamo fatto tante telefonate, poi purtroppo ce l'hanno insomma confermata questa notizia ferale. Che cosa hai provato Filippo? Ho provato quello che secondo me hanno provato e stanno provando tutti i calabresi a prescindere da qualsiasi orientamento. C'è un senso di dolore profondo, un senso anche di, come dire, di straniamento, perché era assolutamente in attesa, nonostante, voglio dire, io non avesse fatto mistero della sua malattia. E questa improvvisa morte che poi si collega alla situazione più generale, anche che stiamo vivendo in Calabria, in Italia in generale, ha lasciato sconvolti tutti. Io ho scritto e sto scrivendo e ricevo dei messaggi da parte di persone le più disparate possibili, questo io voglio rendere proprio noto, che esprimono il loro dolore per una persona che magari non l'avevano manco conosciuta e che spesso sui social invece era stata, a me, se tu mi consenti vorrei soffermarmi su questo, perché questo anche a me ha colpito, e cioè a dire che nonostante noi ci siamo trovati di fronte ad una persona così fragile ma così determinata nello stesso tempo e così vogliosa di vivere, alcune volte sui social le è stata addirittura ingiuriata senza neanche che venisse conosciuta pienamente. Ecco, la morte restituisce dignità e onore ad una persona che aveva fatto della battaglia politica il suo modo di vivere, il suo modo, ci sono state delle dichiarazioni poco fa, adesso non ricordo chi precisamente, che hanno detto secondo me un fatto vero. Se magari lei non avesse accettato la candidatura e non fosse poi diventata presidente della regione, magari avrebbe vissuto una vita più tranquilla, magari avrebbe vissuto una, come dire, in maniera anche più facile, e invece lei l'aveva accettato. Questo secondo me ha colpito molti calabresi, ha colpito molto, e le reazioni che ci sono questa testimonianza. Ti devo fermare un attimo perché Isabella Roccamo, che è collegata, siamo in questa postazione mobile davanti alla casa di Iole Santelli, siamo a Cosenza in pieno centro cittadino. Isabella.
Sì, direttore, buon pomeriggio. Sì, siamo proprio qui davanti all'abitazione di Iole Santelli. Continua il pellegrinaggio di amici, esponenti della politica regionale, per dare l'ultimo saluto alla governatrice della Calabria, Iole Santelli. Qui insieme a me c'è Rosaria Succurro, sindaco di San Giovanni in Fiore. Già lei stamattina ha dato questo saluto alla governatrice, eravate amiche. Un saluto all'amica Iole, donna coraggiosa e forte, ma anche allegra, donna ironica e intelligente che voglio veramente ricordare con grande affetto, l'affetto che mi lega alla grande amica Iole, ma anche alla grande donna che stava veramente con grande valore e determinazione portando avanti il suo ruolo di governatrice della Regione Calabria. La prima donna, tra l'altro, a guidare la Regione. La prima donna che amava le donne e che ha sempre dato un'attenzione importante alle donne e al valore delle donne. Un momento duro per tutti. Un momento triste che ci lascia davvero senza parole, ma che conoscendo anche la sua forza e la sua voglia di vivere e di lasciare delle cose belle, con la stessa determinazione e la stessa volontà noi andremo avanti veramente con questo stesso spirito. Grazie a Rosaria Succurro, molto provata giustamente, perché insomma c'è anche un rapporto di affetto, di amicizia, insomma un percorso di strada assieme, insomma, in questi anni, quindi capiamo, insomma, che è difficile, è davvero difficile, anche, insomma, una sola parola. È un percorso fatto insieme che tra l'altro proprio nelle ultime settimane è molto intenso, perché mi ha accompagnato veramente in tante tappe di questo mio percorso da candidata a sindaco e poi da eletta a San Giovanni in Fiore. Lei che amava la Calabria, che amava la Sila, che amava San Giovanni, ma che soprattutto mi ha voluto accompagnare da amica in questo bellissimo risultato. Voglio ricordarla anche con la gioia con la quale a fianco a me ha festeggiato la mia vittoria. Credo che anche quello sia stato un segno della sua vitalità e della sua voglia di vivere, che continuerà nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Direttore, non so se hai domande da studio. No, ci puoi solo chiedere a Rosaria Succurro, perché ci hanno raccontato che il giorno in cui è stata poi postata sui social quella famosa tarantella, Iole stesse malissimo, ma che ha voluto ugualmente festeggiare per aggrapparsi ancora di più alla vita. Chiediti se è vero. Sì, noi sentiamo pochissimo, direttore, però ci chiedeva il direttore che proprio nei festeggiamenti c'è stato questo attacco, no, alla governatrice per quella famosa tarantella, quindi insomma ci sono stati degli attacchi durissimi, però forse in questo modo lei voleva proprio festeggiare la vita. Beh sì, al di là delle polemiche credo che sia un segnale bello che lei ha voluto lasciare di sé, ecco, proprio quella vitalità, quella voglia di voler sorridere alla vita. Direttore. Grazie Isabella, ci sentiamo tra poco, grazie a te. Abbiamo anche in collegamento il nostro Presidente dell'Ordine Giuseppe Soluri, grazie Presidente. Chiedo anche a te quello che ho chiesto prima a Filippo. Che cosa provi in questo momento, perché è un giorno triste per la Calabria e per i calabresi, indipendentemente dalle appartenenze, dalle bandiere, dalle tessere, insomma questo ce ne frega niente oggi. Oggi quello che abbiamo davanti agli occhi è la morte di una giovane donna che aveva voglia di vivere, aveva voglia di fare, aveva voglia di dimostrare che una narrazione diversa forse della Calabria in qualche modo è possibile. Guarda, ti dico con grande sincerità, io quando stamattina ho avuto notizia di quello che era purtroppo accaduto, sono rimasto letteralmente sgomento, nel senso che per qualche secondo ancora, per qualche minuto, è come se non mi rendessi conto
che la notizia poteva davvero essere appunto vera. Era come se mi volessi convincere che la notizia era fake, era un fake. Poi purtroppo invece la verifica ha portato alla valutazione che la notizia era drammaticamente vera, e sono rimasto davvero sbigottito, basito, perché Jole Santelli credo che fosse riuscita, seppure in questi pochi mesi dal suo insediamento alla cittadella regionale, a dare di sé l'idea di una persona che era molto diversa da come molti l'avevano voluta descrivere nella fase in cui lei era stata candidata. Io ricordo a tutti noi che molti l'hanno considerata per una certa fase quella che doveva essere una sorta di testa di legno di gente più sgamata ancora in politica e che avrebbe dovuto gestire di fatto la regione. Da quando si è insediata ha dimostrato non solo di avere una personalità tutt'altro che secondaria, ma di essere invece una persona di grandissimo spessore dal punto di vista proprio della personalità, ed è stata lei a essere davvero la guida della regione dal primo giorno in cui si è insediata, con una serie di comportamenti, con una serie di decisioni che hanno fatto capire quanto fosse determinata. Ti aggiungo un'altra cosa. Tu sai che io praticamente non conoscevo Jole Santelli, l'ho conosciuta su un treno, eravamo assieme io e te, se ricordi, e tu stavi parlando con lei, io ero sullo stesso treno, me l'hai presentata, l'ho conosciuta in quel momento. In vita mia l'avevo visto 2 volte, prima di quest'estate, perché quest'estate l'ho vista e l'ho incontrata per circa 1 ora, abbiamo parlato abbastanza a lungo. La cosa che mi ha come dire, colpito della donna e della presidente è che aveva un vero e proprio chiodo fisso da presidente della regione. Lei mi ha detto: io sono qui perché il destino probabilmente ha voluto che fossi qui, perché io non ho lavorato mai per fare la presidente della regione, non ci tenevo proprio, e mi sono trovata a dover dire sì, diciamo così, a chi mi chiedeva di candidarmi per il bene, diciamo, della coalizione, che fino a quel momento, fino alla sua candidatura, era stata abbastanza frantumata, diciamo così, sui vari candidati di cui si era parlato. E il suo chiodo fisso era uno solo: devo riuscire, mi disse, riporto le parole, visto che mi è stato affidato il compito di presidente della regione, ad affrancare la Calabria dagli ingenerosi e beceri stereotipi che le vengono da decenni appiccicati addosso. La Calabria è uno scrigno di bellezze naturali, ambientali, archeologiche, storiche, religiose, e il suo popolo è composto al 99% di persone orgogliose, oneste, lavoratrici, buone e di grande ingegno. Non è giusto che questi stereotipi rimangano appiccicati a questa terra. Voglio lavorare per evitare che questi stereotipi continuino a condizionare la vita e il futuro di questa regione. Fu un discorso che mi colpì in maniera particolare. Quando stamattina ho saputo della morte di Jole Santelli, sono rimasto non solo basito, ma ti devo confessare che era da moltissimo tempo che non mi capitava di rimanere così sgomento dinanzi alla notizia della morte di una persona. Io ricordo invece che 5-6 anni fa feci un'intervista con lei. Prima di dar corso al dialogo, al confronto, per mettere nero su bianco le parole del presidente, allora non era presidente, nemmeno lontanamente pensava di candidarsi, mi raccontò per la prima volta del calvario della sua malattia. Il giorno dopo che uscì il pezzo, feci questo
articolo per la Gazzetta del Sud, curavo questa rubrica delle interviste e lei mi disse: finalmente abbiamo rotto, no? Abbiamo squarciato il velo, perché tutti ne parlavano ma nessuno pubblicamente aveva il coraggio di chiedere a lei: ma hai davvero questo problema? Stai davvero lottando contro un tumore? Beh, lei dice: finalmente adesso tutti hanno saputo che io sto vivendo questo travaglio. Poi da lì in poi non ha più affrontato questo argomento. Altre volte che siamo viste per altre interviste fatte invece da quando era stata investita del ruolo di candidata alla Presidente della Regione, mi parlava invece di questi suoi progetti per la Calabria e i calabresi. Prima di ascoltare, vediamo un attimo, mi date un attimo l'immagine davanti casa di Iole Santelli, che c'è, vedete, è stata transennata per garantire che tutto si svolga nel rispetto delle regole per contrastare l'emergenza coronavirus. E voglio dire che domani ci saranno i funerali alle 16:30 nella chiesa di San Nicola, che noi manderemo in diretta, e poi sabato mattina la Camera Ardente nella cittadella regionale. Sentite cosa dice il deputato del Movimento 5 Stelle Massimo Misiti. È un momento molto triste per me, perché ho conosciuto Iole tanto tempo fa, quando il mio interesse alla politica era un interesse, una partecipazione periferica, non da deputato. Ho avuto modo di apprezzarla per quello che è come donna, per quello che è stata come donna, come amica e come persona assolutamente di grande umanità, di grande responsabilità. Doverne fare un ricordo adesso, a poche ore dal suo decesso, mi rattrista perché sarà un'assenza veramente importante di una donna che ha lavorato per il bene della Calabria, che ha lavorato per il bene dei calabresi, e sono veramente molto commosso nel dover fare questo tipo di commemorazione, che per un'amica che mi mancherà tantissimo e mancherà alla Calabria. Beh, la commozione di Massimo Misiti era evidente. Ancora un'altra testimonianza: il direttore della Fondazione Attilio ed Elena Giuliani. Sentite cosa dice Iole Santelli. Il sgomento e il dolore, avendo appreso la notizia della morte improvvisa e imprevista della Presidente Santelli, sono i soli sentimenti possibili in questo momento. Io credo che siano condivisi convintamente da tutti i calabresi e non solo da loro. Io ho avuto il privilegio sul piano personale di rincontrare Iole quando io sono tornato a Cosenza per la Fondazione Giuliani, e abbiamo potuto ricordare insieme quella breve esperienza per fatti anagrafici, perché nel caso suo nel Partito Socialista Italiano, e i legami nel suo caso anche parentali, familiari, con Giacomo Mancini. Lei ha frequentato e ha apprezzato molto l'attività della Fondazione e Villa Rendano, l'ha frequentata con assiduità. L'ha apprezzata perché ha colto in questo progetto un atto di amore nei confronti di Cosenza e della città, un atto di amore nei confronti della Calabria, e lei era profondamente, intensamente innamorata di Cosenza e della Calabria. Lo ha dimostrato sul piano personale, lo ha dimostrato sul piano politico, lo ha dimostrato in questa breve esperienza istituzionale. Di fronte a una persona per bene, capace, coraggiosa, interessata a difendere e a rappresentare al meglio l'interesse comune della nostra terra, noi non possiamo altro che dirci sgomenti e
manifestare il nostro profondo cordoglio. Questo era Franco Pellegrini. Filippo, ti voglio un attimo ascoltare mentre tu racconti quello che sta accadendo in queste ore. Noi mandiamo in sovrimpressione tutte le dichiarazioni fatte dai leader politici nazionali. Filippo. Guarda, le parole ultime di Franco Pellegrini credo che riassumono bene, che poi erano in linea con col mio primo intervento. Io vorrei citare le parole, tu stai mandando in sovrimpressione le immagini, vorrei citare le parole a partire dal Presidente Mattarella, poi il Presidente Conte, i Presidenti dei 2 rami del Parlamento, Silvio Berlusconi, tutti i leader politici nazionali. Mi ascoltate, vero? Sì? O no? Sì. Ti ascoltiamo perfettamente. Perfetto, no, ogni tanto ci sono delle scariche, io quindi non capisco se sono in onda o meno. Questo testimonia quello che appunto stava dicendo Pellegrini, che io condivido pienamente, cioè che il sentimento di sgomento si unisce anche al giudizio che va al di là della politica sulla persona, cioè sul coraggio di questa donna. Questo è il punto che secondo me noi dobbiamo tenere in mente e sottolineare oggi, domani, dopodomani, nei giorni a venire. Il coraggio incredibile che ha avuto questa donna nell'accettare la candidatura, che lei è vero, lo diceva poco fa, non ricordo più, uno dei tuoi ospiti, lei non l'ha cercata quella candidatura, non l'ha cercata minimamente, però aveva, come ha scritto in queste ore il vice direttore di Repubblica sul suo sito, aveva molto alto il senso e il dovere della politica, cioè di una che a un certo punto non ha potuto dire no. La vittoria alle elezioni e con tutto quello che ne è poi derivato, perché noi dobbiamo ricordare anche i tempi, cioè immediatamente dopo il suo insediamento è scoppiato il coronavirus, che si è trascinato tutto sommato in maniera drammatica fino agli inizi dell'estate, poi c'è stata l'estate e poi è arrivata alla sua morte. Cioè, voglio dire, il giudizio politico non può non tenere conto anche di questo scadenzario drammatico che c'è stato, e nonostante questo lei ha fornito prove di coraggio e di quella linea di fondo che ha ricordato Soluri e che lei ci diceva sempre ci diceva, di mutare l'immagine della Calabria, di mutare gli stereotipi che stanno colpendo ormai da decenni la nostra regione. E questo era il suo obiettivo principale. L'hanno ricordato, tu mi chiedevi chi l'ha ricordato, ma l'hanno ricordato tutti, torno a ripetere, l'hanno ricordato da Mattarella in giù, fino a tutti i leader politici nazionali e locali. Questo che cosa significa? Che c'è un giudizio che va oltre l'emozione, che c'è un giudizio che va oltre il fatto che la morte poi copre tutto e quindi annacqua tutto e quindi rende anche tutti i giudizi politici diversi. Qui ci troviamo di fronte invece ad una cosa diversa. Iole Santelli ha lasciato in questa sua brevissima esperienza da Presidente della Regione, sono 8 mesi, ma non sono 8 mesi, parliamoci chiaro, non sono assolutamente 8 mesi, sono molto meno della metà, ha lasciato un segno, il segno della politica, del dovere della politica e del suo enorme coraggio, e anche tutte le chiacchiere, tutte le maldicenze che si sono succedute su alcune cose testimoniano di un suo essere che chi non la conosceva non poteva dirlo, della sua genuinità, della sua spontaneità, della sua voglia di vivere, Mettiamocelo bene in testa, a chi sta smanettando anche in queste ore, l'ha fatto nei giorni passati, smanettando maldicenze, smanettando odio, smanettando tutto quello che in questo momento può essere detto, deve sapere che quella era una dimostrazione della volontà di vivere, di una donna coraggiosa. E il segno che lei ha lasciato è questo. L'ha lasciato, cara Iole, l'hai lasciata di questo segno, il segno della volontà e della intensità nel vivere e del non essere sottoposta ai giudizi degli altri. Questa è una grande cosa.
L'eredità più grande che ci lascia forse è che una diversa narrazione della Calabria è possibile. Abbiamo Isabella Roccamo in linea con noi, in diretta. Isabella, ti chiedo solo di pazientare pochissimi istanti per la pubblicità. Saremo subito da te. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, torniamo in studio. Avevamo in sospeso il collegamento con Isabella Roccamo, che si trova davanti casa di Iole Santelli. Isabella, noi ti vediamo, penso, mi auguro che tu ci ascolti. Ci ascolti, Isabella? Allora, direttore, io purtroppo sento pochissimo, malissimo, però ecco, se siamo in compagnia dell'avvocato Enzo Paolini, che tra l'altro è il presidente regionale dell'AIOP, si è fermato con noi, va per mettersi in fila, no? Per dare l'ultimo saluto a Iole Santelli, un momento difficile insomma, per tutti gli avvocati. Sì, un momento difficile per tutti, per la sua famiglia. Io sono qua per l'amicizia lunghissima delle estati a San Gineto con Iole, non nella mia qualità e neanche per rapporti istituzionali, perché una giovane donna di 50 anni che aveva ancora tante cose da dire e da fare, se n'è andata e sono venuto a salutare un'amica. Grazie avvocato, so che sta per salire. Grazie, sì, grazie. Direttore, abbiamo intercettato, come vedi adesso possiamo farti vedere anche la fila, la coda che c'è davanti l'ingresso dell'abitazione di Iole Santelli. Ci sono tantissime persone che si mettono in fila, ci sono le forze dell'ordine chiaramente che disciplinano gli ingressi. La strada è stata transennata, quindi per evitare che si crei davvero un ingorgo di auto, e continuano ad arrivare persone, insomma avete visto c'è molta commozione, si viene a salutare, per molti si viene a salutare soprattutto un'amica e non solo la governatrice della Calabria. Per il momento ti restituisco la linea, vediamo, insomma, vedremo chi arriverà tra poco. A te la linea. Grazie, la giro subito a Peppe Soluri perché mi pare che quello che diceva Filippo prima abbiamo sintetizzato con un titolo: la più grande eredità è quella che una nuova narrazione della Calabria è possibile. Sì, e ripeto, era questo il suo obiettivo principale, quello appunto di rivoltare, diciamo così, questa immagine della Calabria e di far capire al resto del mondo, vorrei esagerare, diciamo, ma soprattutto al nostro paese, a tutto il nostro paese, che la Calabria non è quella che viene raccontata da anni ormai, assimilandola ad una minoranza sparuta di delinquenti, di 'ndranghetisti e così via. La Calabria è altro, la Calabria è una terra che ha dato i natali a grandi filosofi, a grandi scienziati, a grandi saggisti, a grandi scrittori, e quindi è una regione che può dare ancora molto e che peraltro quando va fuori si fa sempre valere, perché il mondo è pieno di calabresi di grande rilievo, in posti di grande rilievo. Era questo cruccio che si portava dietro Iole Santelli che mi ha espresso in maniera davvero commossa. Io vorrei aggiungere una cosa, in riferimento alla domanda che tu mi facevi durante il primo collegamento con me. Che cosa hai provato stamattina quando hai saputo della notizia? Ti dirò che la morte di Iole Santelli mi è sembrata quasi una morte, diciamo, così tragica che ha trasformato in un certo senso Iole Santelli in una sorta di persona che si è immolata per il ruolo, si è immolata per la Calabria, si è immolata perché, diciamocelo francamente, avrebbe potuto vivere molto più tranquillamente
non da presidente della regione, perché essere presidente della regione è un ruolo impervio, lo è stato per tutti quelli che si sono succeduti alla guida di questa regione e si sapeva che lo sarebbe stata anche per Jole Santelli. Se poi ci si aggiunge che appena insediata è intervenuto il fenomeno coronavirus con tutte le problematiche del caso, è evidente che questo periodo in cui ha governato Jole Santelli è vissuto un po' dalla gente inconsciamente probabilmente, ma io credo che sia così, come una sorta di calvario che Jole Santelli ha attraversato in questi mesi prima di arrivare in cima al Monte Calvario e purtroppo andare incontro alla morte, a questa tragica morte. Filippo, naturalmente, cioè, tutte le prime pagine dei giornali online sono tutti, servono grande spazio alla scomparsa di Jole Santelli, ma c'è anche qualche notista politico che già pensa a domani, già pensa a quello che sarà. Certo, ancora è presto, nostro giudizio, va rispettato il dolore dei familiari e va rispettata questa tragica scomparsa di una donna a soli 51 anni. Domani è domani, dopodomani è dopodomani. È ovvio che ci sono notizie, osservatori, anche mondo politico, che taluni stanno pensando al dopo. Insomma, non mi pare il momento di fare qualsiasi tipo di ragionamento, anche perché sarebbe totalmente campato per aria, in quanto insomma, la vicenda si è sviluppata in maniera così rapida, repentina e anche inattesa, che non lascia, come dire, molti margini a discussioni serie. È ovvio che tutto questo avrà delle ripercussioni sulla vicenda politica, istituzionale, sociale calabrese. Dobbiamo pensare che qui c'era una regione che era governata da un presidente eletto dai calabresi, nel pieno, torno a ripetere, questo è un elemento da non sottovalutare mai, nel pieno di una pandemia, nel pieno di una situazione che da tanti punti di vista deve essere osservata, governata in maniera seria. Questa avrà delle ripercussioni. Se i tempi sono quelli che vengono fissati dalla legge, entro 60 giorni dovrebbero esserci addirittura le elezioni, quindi sotto Natale le elezioni del nuovo Consiglio. Come? No, sto ascoltando. Del nuovo Consiglio, e quindi poi l'elezione della nuova giunta e del nuovo presidente, ma ci troviamo di fronte a una situazione che nelle prossime settimane si svolgerà. Ora però è quel momento là di sottolineare le cose che riguardano Jole Santelli, presidente della regione. Non mi stancherò mai, mi fa piacere che tutti quanti noi oggi qua lo stiamo sottolineando. Quando tu parlavi tu e Peppe Soluri ricordavate il suo ossesso sugli stereotipi calabresi, è una cosa che noi ci trasciniamo da tempo, che molti presidenti delle regioni in Calabria da molti decenni hanno messo in campo questa battaglia. Sinceramente non ci sono riusciti. Jole Santelli non ha avuto il tempo per metterli in atto. Non so se poteva mettere come dire, un freno a questo diluvio di luoghi comuni che stanno ammazzando la regione. Era quello il suo obiettivo, ma purtroppo non è stata messa nelle condizioni di poterlo attuare. Il Calvario, ha parlato Peppe, il Calvario, forse questo è un altro elemento che ci deve far riflettere, che i calabresi hanno colto il suo coraggio nel suo dolore, che non ha mai però portato allo scoperto come una sorta di piagnisteo, come una sorta di essere commiserata o compatita. Questo non c'è mai stato, però secondo me i calabresi poi l'avevano colto, perché lei l'aveva portata allo scoperto fin da quell'intervista alla quale tu hai fatto riferimento, che risale al 2016, risale al 2016-2017, quindi stiamo parlando di 3-4 anni fa,
quindi era a conoscenza, e i calabresi hanno colto questo calvario che poi è culminato nella maniera più inattesa possibile, ma però lei non ha mai messo in atto atteggiamenti da commiserazione, atteggiamenti da farsi compatire, tutto il contrario, tutto il contrario. Il coraggio, lo ribadisco per l'ennesima volta, il coraggio di vivere, la voglia di vivere, la voglia di essere gioiosa anche in una condizione che lei per primo sapeva qual era, lei per primo. Sicuramente sì, e a testimonianza che questa tua tesi, che adesso questa tesi che tu hai espresso come dire, è nell'immaginario collettivo. Ricevo tantissimi WhatsApp, non posso leggerli tutti, chiedo scusa a chi ci scrive, ma voglio restituirvi questa nota del sindaco Lucia Nicoletti di Santo Stefano di Rogliano, che dice: non importa il colore, l'ideologia politica, il pensiero, no, oggi la Calabria, la nostra Calabria, perde la Presidente. Solo silenzio e tanto dolore e tristezza. Buon viaggio, Iole, che tu possa riposare in pace. Soluri. Sì, no, ma io credo che veramente sia questo il sentimento generalizzato. Lo dimostrano, come è stato già ricordato e come peraltro sono state mandate in diretta, diciamo, le dichiarazioni venute da ogni parte del mondo politico, del mondo istituzionale, senza distinzioni di alcun genere. Questo testimonia che c'è effettivamente una commozione profonda e sincera dinanzi a questo evento. Volevo ricollegarmi a quello che diceva prima Filippo e a quello che dicevo io prima su questo calvario che in qualche modo ha vissuto Iole Santelli. È vero, la gente ha capito che ha vissuto un calvario e lo aveva capito da tempo che lo stava vivendo, proprio per il fatto che Iole Santelli lo ha vissuto mai sottolineando il suo stato di salute, mai giocando su questo fatto per, come dire, in qualche modo giustificare quello che poteva essere un ritardo o una mancanza. Anzi, ha utilizzato il suo stato di salute per rafforzare quel tentativo di valorizzare la Calabria. Mi riferisco per esempio al fatto che in un'occasione pubblica ha detto: in Calabria ci sono grandi medici, ci sono grandi professionalità, tanta gente va fuori a farsi curare, voi sapete che io sono ammalata, ma io mi curo a Paola. È stato un modo per riaffermare questa volontà di amplificare e valorizzare le qualità della Calabria, anche in un settore come quello della sanità, che purtroppo è sempre, ed è da anni, da un decennio ormai, nell'occhio del ciclone e non riesce ad uscire da quest'occhio del ciclone in nessun modo, né prima né dopo, né con i commissari né con quant'altro, anzi va sempre peggiorando. Ma lei ha voluto sottolineare che le eccellenze ci sono in Calabria, anche in un contesto che non è certamente il migliore possibile. Leggo ancora un messaggio che mi arriva dal sindaco di Paola, che dice: il nostro omaggio ad una grande donna che ha saputo vivere le istituzioni senza essere di parte e quindi faziosa. Filippo, come vedi sono dichiarazioni bipartisan, al di là delle appartenenze. Questo non è il momento di rivendicare ruoli o issare la bandiera dell'appartenenza da nessuna parte. No, non ce n'è stata nessuna di quella mia conoscenza e tutte che abbia, come dire, fatto minimamente un accenno, ed era normale, parliamoci chiaro, era normale che accadesse questo, perché nel momento in cui una persona va via è assolutamente fuori luogo. Però potevano esserci, al di là del mondo politico, delle altre cose in questa belva umana che sono diventati i social in Calabria ed in Italia. Ci poteva essere qualche caduta di tono. Non ne ho visto nessuno, ho visto magari tante ipocrisie, questo sì, tante ipocrisie nel senso di persone che fino a 3 giorni fa non avevano fatto altro che mettere in luce, ad esempio, la questione della tarantella a San Giovanni in Fiore, e che hanno chiesto però scusa
hanno chiesto scusa pubblicamente. Questa è un'altra dimostrazione di come poi lei abbia saputo, come dire, vincere anche questi odi e queste cattiverie. Ne ho letto molte di persone che nei giorni passati avevano fatto scempio di alcune cose e che hanno pubblicamente chiesto scusa, altri invece stanno continuando in una logica pseudopolitica, perché non c'entra niente la politica, è una logica pseudopolitica che tende a riconsegnare non si capisce chi e che cosa ad un domani indistinto, perché ritorno alla domanda che tu mi hai fatto nel precedente collegamento. Non è tempo, non è ora di ragionare sul dopo, non perché noi vogliamo eludere questo problema, ma perché la situazione è assolutamente aperta in quanto è accaduta una cosa inattesa, in quanto non era prevedibile e quindi nessuno, forze politiche e quant'altro, era ed è pronto al momento, al di là delle chiacchiere che ci possono essere, di mettere in campo delle soluzioni, delle alternative, delle proposte per la vicenda regionale. Questa dimostrazione delle cose che tu stai leggendo, il sindaco prima di Santo Stefano, ora di Paola, che erano tutto sommato dello schieramento opposto al suo, entrambi, se non vado errato, ma in ogni caso ce ne sono tanti altri, e anche dirigenti politici di primo piano della Calabria, di primo piano, stanno sottolineando quello che noi stiamo cercando di dire, la determinazione e il coraggio di questa donna, la determinazione e il coraggio di questa donna. E se mi consenti, è stato detto, io vorrei ribadirlo, attenzione, Iola è stata la prima presidente donna della regione Calabria, è durata poco, è durata 8 mesi, è durata lo spazio di un soffio, ma ha lasciato un segno anche perché secondo me era donna e l'ha saputa gestire nella maniera più come dire, più normale e naturale possibile, con quel suo atteggiamento che era a metà fra il gioioso e lo spensierato, sapendo benissimo, lei per prima, quello che c'era dentro di lei. Assolutamente sì, e mi pare che anche la testimonianza l'intervento fatto prima dal Presidente Solluri vada in questa direzione. Cioè Iole ha rappresentato molto di più di quello che oggi a caldo noi riusciamo a leggere, a vedere, a ripensare alle sue azioni. Ha lasciato la forza di una Calabria, secondo il mio modesto parere, che può far sentire la sua voce, che nel bene o nel male reagisce, che si muove, che occupa le prime pagine dei giornali perché ha un'idea di un qualcosa, c'è un pensiero, c'è una volontà di portare avanti un'azione, e questo è già un passaggio a mio giudizio molto molto importante da sottolineare. Tra un attimo sono da te Peppe Solluri, perché c'è Isabella, mi pare che abbia accanto a sé Luciano Vigna. Isabella. Sì, abbiamo Luciano Vigna, è appena arrivato, si è fermato gentilmente con noi, molto provato anche Luciano Vigna, è un momento difficile, insomma, no, sicuramente, io ho lavorato col Presidente fino a ieri sera, quindi insomma capirà il momento, però insomma, posso testimoniare che non ha mai, diciamo, disdegnato il lavoro, al di là delle voci che circolavano. Sabato e domenica siamo stati a Reggio, lunedì ci siamo organizzati, insomma, venerdì avevamo giunta, quindi insomma, massima operatività nonostante tutto sempre, e questo è il ricordo più importante. Quindi fino a ieri sera, se lei ha parlato con la... Sì, siamo messaggiati, io a Roma sono arrivato adesso. Grazie, so che deve andare, grazie. Direttore, ti restituisco la linea, insomma una battuta flash, Isabella, vedo molto dolore. Isabella, vedo tanta gente comune in fila dietro le transenne che rispetta il... no? Almeno così fila, vedo alle immagini. Sì, infatti una fila ordinata, direttore, vediamo se Massimo riesce ad inquadrare questa fila. Riusciamo ad inquadrare, allunga man mano che passano
Man mano che passano i minuti, Massimo, possiamo inquadrare la fila. Sì, c'è anche, dicevo, non solo esponenti politici che vogliono salire per dare l'ultimo saluto alla governatrice Jole Santelli, ma davvero tanti cittadini, tanta gente comune, proprio per mostrare la vicinanza alla famiglia della governatrice Santelli. E devo dire che, come ti dicevo, è una fila ordinata, composta. Chiaramente, come dicevo nel collegamento precedente, ci sono le forze dell'ordine all'ingresso proprio per evitare che all'interno dell'abitazione dove c'è la salma di Jole Santelli possa esserci troppa gente, perché ricordiamolo, bisogna rispettare anche le misure anti-Covid, quindi questa al momento è la situazione. Vedi occhi lucidi chiaramente, come accade purtroppo in queste circostanze. Insomma, vedi, continuano ad arrivare persone, insomma, sperano tutti di riuscire a salire. Noi stiamo tra l'altro aspettando anche il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, che secondo quanto siamo riusciti ad apprendere dovrebbe essere qui tra poco, quindi chiaramente ti richiederemo la linea. Bene, grazie. La giro subito a Peppe Soluri. Non ho sentito la domanda. Ti faccio questa domanda. Tutta questa gente comune che partecipa, che si mette in fila, che aspetta il turno per l'estremo saluto da dare a Jole Santelli, che cosa ti suggeriscono? Che è entrata nell'immaginario collettivo, è riuscita a stabilire un contatto, un feeling con i cittadini di questa terra, in questo caso di Cosenza, perché lei è nata e vissuta a Cosenza e quindi aveva rapporti con tantissima gente in questa città. Ma guarda, io credo che Jole Santelli fosse riuscita in questi pochi mesi ad imporre la sua presenza, proprio con la sua capacità di essere determinata, di essere appassionata, di difendere cause che riteneva giuste e di proporle all'esterno con la giusta determinazione. Lo ha fatto nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, lo ha fatto all'interno appunto delle regioni italiane, lo ha fatto in Calabria, lo ha fatto sempre decidendo per come riteneva che fosse giusto decidere e trovando per la verità quasi sempre l'adesione da parte dei calabresi, che hanno ritenuto le sue decisioni in riferimento all'emergenza coronavirus, in riferimento all'apertura delle scuole, in riferimento a una serie di cose, l'hanno sempre ritenuto giuste. In più voglio aggiungere che, come è stato appunto ricordato un po' da tutti noi, Jole Santelli è stata la prima presidente donna della regione Calabria e ha portato in questa carica, ha portato il tocco del suo essere donna. Le donne, diciamolo francamente, noi siamo uomini e la cosa forse ci dispiace dirla, ma le donne hanno una marcia in più in tutte le cose e in tutte le situazioni. Le donne riescono ad affrontare i problemi con una maggiore decisione, con una maggiore coerenza e anche con una maggiore lealtà rispetto agli uomini. Per cui Jole Santelli è stata vissuta in questi 8 mesi dalla gente come quella donna che, arrivata alla presidenza della Regione Calabria, forse aveva cominciato a mettere in campo comportamenti, atteggiamenti e anche decisioni e scelte in qualche modo diverse da quelle che avevano contrassegnate un po' tutti i suoi predecessori. Non perché le scelte fossero migliori o peggiori, ma a prescindere da questo tipo di valutazione, venivano percepite in maniera diversa e venivano accolte con una disponibilità diversa, proprio perché era una donna appassionata, una donna coerente con se stessa, con le proprie scelte e soprattutto una donna decisa. È una donna che si sapeva anche porre nei confronti dell'esterno,
perché era una donna che aveva sempre, nonostante tutti i problemi con cui doveva convivere, aveva sempre il sorriso sulle labbra. Filippo, ha impresso una forte accelerazione alla ritualità della politica, l'ha resa in alcuni casi, anche nei momenti topici, irrituale, no? Con il suo modo di esternare le cose, anche quando a chiusura di conferenza stampa si fermava con noi che facciamo questo mestiere, ci raccontava anche altre cose, se la prendeva con chi paventava i suoi problemi di salute, utilizzava anche termini forti, insomma una irritualità per chi ha visto e ha raccontato negli anni persone che hanno occupato questo ruolo istituzionale molto importante, molto il più alto della Calabria. Sì, è così come dici tu, ha messo quella irritualità e anche quel tratto a cui faceva riferimento Soluri prima, dell'essere donna, che a me fa piacere invece sottolineare, perché è un passo molto deciso in più. Io vorrei per ora ricordare una cosa che lei mi disse nel momento più tragico del lockdown. Lei si era insediata da poco e mise in atto uno dei primi, cercò di bloccare gli arrivi e come primo atto eravamo alla fine del mese di marzo, e lei mi disse che a sostenerla in maniera forte in questa sua richiesta erano stati 2 ministri con i quali lei aveva un ottimo rapporto, che sono i ministri Speranza e Lamorgese, e che venne aiutata in questa sua battaglia. Lo dico perché questa vicenda qua del Covid e degli atteggiamenti governativi ai vari livelli sono stati uno degli elementi che più, soprattutto sui social, sono finiti nel novero delle critiche. Allora io, giusto per rendere pane e vino al vino, noi ci troviamo di fronte oggi, a metà del mese di ottobre, in una situazione in cui le autorità mondiali dei vari governi, delle organizzazioni, del nostro governo e delle varie regioni praticamente stanno brangolando nel buio, cioè a dire non sappiamo che pesci prendere. Uno dice una cosa e uno ne dice un'altra. Avere mosso delle critiche così feroci per alcuni atti che la Santelli ha messo in atto durante questo periodo, io lo voglio sottolineare oggi, torno a ripetere, metà di ottobre, in cui gran parte dei governanti del mondo non sanno che pesci prendere. Un giorno dicono una cosa, un giorno ne fanno un'altra. Allora attenzione anche ai giudizi politici, scusatemi, politici fra virgolette, pseudopolitici, perché altrimenti poi li carichiamo anche di un onore che non meritano. Attenzione ai giudizi politici. Attenzione ai giudizi politici, perché in generale in questa vicenda che ha segnato poi tutto sommato la brevissima legislatura di governatore della Calabria di Jole Santelli, questa vicenda del coronavirus sta segnando ben altre storie e vicende politiche, dal presidente degli Stati Uniti e della Cina in su e in giù. Questo è il punto di vero su cui bisognerebbe anche poi un giorno rendere omaggio, perché lei, da governatrice di uno schieramento politico, a un certo punto si è trovata dalla sua parte per attuare atti che per una fase hanno salvato la Calabria, l'hanno salvata davvero per molto tempo. Lei si è trovata a fianco un ministro di Leu che è Speranza e un ministro che è un tecnico, tutto sommato un prefetto che è stato chiamato da Conte a fare il ministro dell'interno, la Lamorgese, e lei non ha avuto timore a dirlo e a scriverlo. Adesso ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi l'ultimo intervento e vi libero perché so che avete anche altri impegni ed è giusto così. Un po' di pubblicità, torniamo tra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Entriamo nell'ultima parte della trasmissione. Prima di salutare Soluri voglio fare una domanda a lui. Presidente, adesso la Calabria deve scrivere un'altra pagina, una nuova pagina, necessariamente da dopodomani in poi dovrà capire cosa andrà a disegnarsi nel panorama di questa regione. Voglio dare una notizia ai nostri telespettatori, vedremo se la notizia che abbiamo appreso verrà confermata, cioè la presenza del Premier Conte sabato mattina nella Camera Ardente che verrà allestita alla cittadella regionale. Presidente, che abbiamo perso il collegamento. Filippo, allora parti tu perché è andato giù. Ah no, ci siamo, Presidente. Sì, allora, intanto mi fa piacere che tu abbia dato questa notizia e spero che sia appunto vera. Se è vera, devo dire che Conte farà un gesto apprezzabile, un gesto dovuto, a mio parere, da parte di chi rappresenta il governo italiano nei confronti di chi ha rappresentato fino a ieri il governo della Regione Calabria. Una donna che evidentemente Conte ha saputo apprezzare sempre per la sua linearità, per il suo coraggio, per la sua determinazione, per la sua passione, soprattutto nell'ambito della conferenza Stato-Regioni, quando c'è stata anche la necessità di battagliare su alcuni temi, di confrontarsi, di non essere d'accordo, ed evidentemente Iole Santelli è riuscita sempre a far capire a Conte che le battaglie che faceva erano battaglie che poggiavano su discorsi fondati e soprattutto erano battaglie che tendevano a raggiungere il migliore risultato. Quindi mi farà molto piacere e sono convinto che sarà così a questo punto, che se Conte verrà sabato, sarà presente sabato alla Cittadella per rendere omaggio ad una donna che evidentemente ha saputo farsi apprezzare dal Presidente del Consiglio. Io voglio chiudere, così ci salutiamo, ribadendo che la notizia della morte di Iole Santelli mi ha letteralmente scosso, veramente scosso. Io credo che questa breve stagione di Iole Santelli alla guida della Regione Calabria, per quanto breve, sarà una stagione importante, perché comunque ha segnato una discontinuità sia di tipo comportamentale sia di rapporto con l'esterno. Adesso non vorrei essere troppo aulico, diciamo così, ma mi è sembrato che questa stagione di Iole Santelli alla guida della Regione Calabria mi sembra che si possa rappresentare come un raggio di sole, diciamo, che è stato però troppo presto e troppo in fretta oscurato dalle tenebre di un male terribile e subdolo. E ti anticipo che io sul Giornale di Calabria di domani farò un titolo che giocherà un po' sulle parole, e il titolo di apertura della prima pagina sarà "Si è spenta Sole Santelli". Bene, bellissimo. Grazie Peppe, grazie per il tuo sempre qualificato intervento. Torneremo a parlare di questi temi nei prossimi giorni. Grazie, buon lavoro. Filippo, a te adesso, andiamo a chiudere. Sì, innanzitutto ringrazio i telespettatori, mi consentirei semplicemente di chiudere questo collegamento in cui abbiamo parlato di tante cose con un abbraccio alla famiglia di Iole Santelli, alla quale lei era legatissima, alle sorelle, al nipote e a quanti lei ha voluto bene, esternando questo suo affetto nei confronti della famiglia. Spesso quando parliamo di persone che sono note, di persone che sono personaggi pubblici, tendiamo a tralasciare questo aspetto umano. Questo era un altro tratto che Iole Santelli invece non ha fatto mistero di portare alla luce. Nel chiudere questo mio collegamento, come ha fatto Soluri, io ho titolato il mio pezzo semplicemente in maniera semplice:
in morte del presidente Santelli, perché bisogna ricordare il personaggio pubblico e il personaggio privato, e mai come in questa occasione le due storie si sono intrecciate in maniera, se vuoi, anche così drammatica come nella vicenda di Jole Santelli. Un abbraccio a te e a tutti i telespettatori. Grazie Filippo. Andiamo all'ultimo collegamento con Isabella Roccamo, poi chiudiamo questo nostro lungo pomeriggio, ai noi, doloroso e triste, che abbiamo vissuto insieme. Isabella, andiamo a chiudere. Sì, eccoci direttore, come vedi ancora c'è la fila delle persone che aspettano di entrare per dare l'ultimo saluto alla governatrice Jole Santelli. Quindi insomma siamo in chiusura, ti restituisco la linea. Stanno arrivando altri esponenti della politica regionale, poi chiaramente domani ci saranno, come hai già ampiamente detto, i funerali della governatrice nella chiesa di San Nicola vicino al comune. Il comune di Cosenza, tra l'altro, ci sono le bandiere a mezz'asta, così come anche al comune di Catanzaro, e poi il giorno dopo, quindi sabato, la Camera Ardente dopo i funerali alla cittadella regionale. Quindi qui continua il via vai, l'ingresso delle persone. Ti restituisco la linea. Bene, grazie. Allora noi vi facciamo ascoltare quello che dice il sindaco di Cosenza per intero. Prima abbiamo mandato un piccolo stralcio e sentiamolo per intero. Jole Santelli era per me più che un'amica, eravamo legati da tantissimo tempo, da un rapporto proprio di profonda amicizia. Questa notizia oggi è stata un colpo molto grave per la città, per tutta la regione Calabria. Sono profondamente addolorato, non riesco a trovare neanche le parole giuste. Prevale questo senso di dolore, diciamo, di costernazione. Devo dire che Jole è stato sempre un esempio per tutti, no? La sua forza, la sua volontà, il fatto di non parlare mai della malattia, per esempio, di parlare sempre di progetti, di parlare sempre del futuro. Ecco, questo è qualcosa che ricordo proprio di lei, una donna straordinaria, fortissima. Quando da vice sindaco ha dato un impulso a tutte le attività culturali e anche di spettacolo, sono aumentate di moltissimo nel suo periodo. Lo voglio ricordare, lo voglio sottolineare. Stava anche da governatore, stava cominciando a dare un impulso e anche un'immagine diversa a questa nostra terra. Quindi un esempio di come una persona così determinata, così legata al territorio, possa esercitare un'azione così importante, insomma, fino alla fine. Proprio. Io l'ho sentita anche ieri, l'altro ieri, ancora mi parlava di progetti, non aveva voce perché mi diceva che eravamo stati insieme a Camigliatello alla tappa del Giro d'Italia e lì c'era freddo, aveva perso anche voce proprio in quell'occasione, però anziché parlarmi dei suoi problemi mi parlava di progetti. Mi aveva invitato martedì a questo evento che si doveva tenere a Roma per presentare il cortometraggio sulla Calabria a cui lei tanto teneva, di Gabriele Muccino, cioè parlava sempre delle questioni che riguardavano la città di Cosenza, la Calabria. Da questo punto di vista è una straordinaria, fortissima, che diventa per tutti un esempio. Che cosa lascia? Lascia tantissimo, lascia appunto questo suo impegno, questo suo rapporto, questo suo sorriso, insomma, no? Che ho trovato in tantissime foto insieme a lei. Lascia la sua presenza in tutto quello che c'è stato in questi ultimi anni a Cosenza e anche quello che adesso ha cominciato a fare per la Calabria. Lascia questo lavoro che aveva fatto nel partito, all'interno delle istituzioni, con tanti amici, con i familiari. Io credo che è una persona che ha lasciato moltissimo. Senta, lei ha proclamato il lutto cittadino per domani. Sì, ho proclamato il lutto cittadino perché
Iole è stata vice sindaco e ha contribuito molto in questi anni alla città, credo che Cosenza gli sia legata particolarmente. Penso che sia il minimo, diciamo, proclamare il lutto cittadino per una personalità come quella di Iole, per un momento così tragico e doloroso che accomuna, insomma, tutti i cittadini di Cosenza. Dal punto di vista amicale, cosa provi? Dal punto di vista amicale è come se mancasse un braccio, una parte di me stessa, insomma, un qualcosa che ti senti, no? Addosso e che ti viene meno. È una sensazione brutta, è una sensazione a cui molte volte poi uno deve abituarsi con le persone più strette, con gli amici più stretti. Ecco, poi Iole era giovane, questo mi dispiace molto, aveva anche anni meno di me, è una notizia veramente spiacevole, brutta, diciamo, che ha dolore. Ecco. C'è un episodio, una frase, un momento, un'immagine che gli rimarrà impressa? Ma ce ne sono tantissime, ci sono tantissimi momenti in cui magari io ero un po' stanco, abbattuto, insomma, lei invece mi è stata sempre vicina, sorrisi, diciamo, piccole cose, insomma, fra amici. Devo dire che ci sono tante cose che ricordo di lei. Bene, mi date adesso cortesemente il collegamento con Arcangelo Badolatri della Gazzetta del Sud. Arcangelo ha naturalmente preparato tutta una serie di servizi per domani che i tuoi lettori avranno modo di vedere impaginate domani, no? Beh, certo, è un po' la storia di Iole Santelli, la storia di donna, la storia di politica, la storia di un personaggio destinato a passare alla storia. Perdonatemi il gioco di parole, perché è stata la prima donna a ricoprire nella storia del regionalismo calabrese l'incarico di presidente della giunta, ed è stata una donna che è morta mentre diciamo, svolgeva questo incarico. Quindi diciamo, è una posizione la sua che non potrà essere dimenticata. Non solo, ma dimostra col suo coraggio, a me davvero fa venire in mente personaggi straordinari della letteratura, cioè dimostra col suo coraggio quanto brave, coraggiose, decise, determinate siano state e siano le donne calabresi. Lei diceva: da quando ho scoperto la malattia ho un amico fraterno, il coraggio, ed è vero, l'ha dimostrato fino alla fine. Aveva già programmato appuntamenti a Roma per presentare il film, diciamo, il cortometraggio di Muccino, doveva andare a Roma, ha continuato a lavorare, è come se la morte l'avesse rapita, non prevedeva e non voleva. La sua lotta, la sua determinazione, tutto il suo impegno era un inno alla vita. Lei ha detto a me la morte è una compagna di vita, ma la vita è meravigliosa. Io per questo mi sono ribellata alla malattia, una ribellione lunga, tenete conto che è una malattia che la perseguitava dal 2014, vivere con dentro una patologia tumorale, come dire, impegnarsi in un ruolo pubblico che è assolutamente stressante, difficile, come quello di governatore della Calabria, è stata la sua più grande scommessa, ed è la scommessa che la consegna alla storia di questa regione, ma anche alla storia del nostro paese, perché ho visto tutte le aperture dei telegiornali nazionali dedicate alla morte di Iole Santelli. Il Parlamento, in cui lei è stata per molte legislature, non dimentichiamo che ha ricoperto l'incarico anche di sottosegretario alla giustizia, il Parlamento le renderà onore e omaggio, insomma, osservando un minuto di silenzio. Ai suoi funerali ufficiali, quelli di domani, saranno nella chiesa di San Nicola, accanto al comune di cui è stata vice sindaco, è stata con Mario Chiuto, si è interessata di cultura, ma di cultura per davvero, senza dividere le cose in chi era di sinistra, in chi era di destra. Ha fatto cultura veramente. Sarà in questa chiesa di San Nicola domani per questo saluto ufficiale, ma poi ci sarà un saluto alla cittadella regionale, e io so che a questa ultima manifestazione potrebbe addirittura presenziare il premier Giuseppe Conte, oltre ovviamente a Silvio Berlusconi. Anche su questo voglio sottolineare una cosa: il suo rapporto con la politica e con il partito
in cui ha creduto. Iole non ha mai tradito Berlusconi, anche quando Berlusconi era in ambasce, aveva perso, come dire, non solo il consenso, ma pure il ruolo, perché gli avevano addirittura cancellato il cavalierato, era finito a dover fare affidato ai servizi sociali. Iole non l'ha mai abbandonato, cioè ha sempre seguito questo partito in cui ha militato con convinzione, che è stato Forza Italia, ed è rimasta su quella posizione. Quindi anche in questo il suo comportamento, la sua condotta rivela una traccia, la traccia della forza delle nostre donne. Lo dicevo in un altro collegamento, ma lo ripeto volentieri, si è convinti che in Calabria le famiglie siano patriarcali. Non è così. Le famiglie calabresi sono matriarcali e la storia umana e politica di Iole Santelli in qualche maniera lo dimostrano. Poi un rapporto meraviglioso con le due sorelle, un amore grande, tutte e tre cresciute in questo palazzo di via Piave, questo intensissimo rapporto con una donna altrettanto forte come lei, che era la mamma, Imperia, un amore infinito per il padre e dei valori, consentitemelo di dire, in questa grande confusione in cui viviamo, questo relativismo cosmico ormai. Iole Santelli credeva nella famiglia, credeva appunto negli affetti veri. E poi un'altra cosa mi ha colpito, che mi disse un giorno, e ve lo voglio raccontare perché è davvero testimonianza di una persona, no? Che sembrava importantissima, no? Che faceva magari soggezioni, invece era, dice: io ho imparato ad amare le piccole cose, una passeggiata tra la natura. Ecco, questo mi riempie, dice, di gioia, mi ha detto, mi riempie di gioia. Ed è vero, se ci fate attenzione, al di là di tutto il potere, l'ostentazione, il delirio che può venire dai ruoli che si vengono che uno può ricoprire nella vita per fortuna, per casualità o perché è bravo, come nel suo caso, ecco, al di là di questo, poi sono le piccole cose che contano. E una sua amica carissima, Cillo, che ho intervistato per il mio giornale, mi ha raccontato che uno degli appuntamenti a cui più teneva era l'appuntamento del 23 dicembre pomeriggio a casa Santelli, quindi in via Piave, lei e la sorella Marina, cioè Ginevra Vercillo, la sorella Marina, e lei e le sorelle, perché insieme, perché la madre metteva in forno, diciamo, sfornava i dolci natalizi classici della tradizione cosentina. Piccole, significative cose che non immagini dietro una donna che ha ricoperto incarichi importantissimi, che è stata in Parlamento, che tra l'altro in Parlamento poteva contare sul rispetto e l'affetto diciamo di tutti, anche di quelli che insomma militavano in forze politiche diverse. Un'ultima cosa e chiudo, e poi vi lascio. Diciamo, l'ultima cosa che mi viene in mente di Iole Santelli è una cosa che caratterizza tutti i calabresi. Questa non era solo un suo talento, una sua dote, ma caratterizza tutti i calabresi: un amore straordinario per questa terra, un amore straordinario. Ci confrontavamo sulle questioni della criminalità organizzata, della gestione dei rifiuti, ma lei, ecco, malediceva l'esistenza di questi problemi, definiamoli così, della presenza tra l'altro della mafia, perché sporcava questa Calabria meravigliosa che lei piaceva insomma ricordare come una regione di Campanella, di Telesio, che era della sua città, di Alvaro, di Repaci. C'era davvero un amore profondissimo, ed è l'amore che ciascuno di noi prova verso la propria terra. Bene, Arcangelo, buon lavoro a te, che devi chiudere le pagine. Domani leggeranno i tuoi lettori le riflessioni su quello che è accaduto oggi in Calabria. Ripeto, una cosa terribile che ha colpito la regione e chi abita questa regione, cioè noi calabresi. Vi lascio adesso a questo bel pezzo montato dal nostro Luca Chito, che è un po' un saluto a Iole Santelli. Arrivederci. La morte di una persona giovane e di una personalità pubblica ancor di più suscita sgomento, emozione, tradisce il senso di vuoto che ci opprime.
In un periodo come questo la sensazione di straniamento e di quel vuoto è accentuata ancora di più ed è smisurata. In morte della presidente Iole Santelli, tutta la Calabria e tutta l'Italia, senza alcuna distinzione di appartenenza politica o ideale, stanno vivendo da stamattina questa terribile situazione. Si è andati a letto con le cifre di numeri spaventosi della pandemia che da mesi ci opprime e ci si è risvegliati senza la presidente, quella che da 8 mesi stava governando la Calabria, morta all'improvviso. Io ho la penna facile. Per me, le becche in Procura della Repubblica o alla Corte dei Conti partono veloci, perché io difendo i calabresi, prima di tutto. Un senso di stupore, di incredulità, le conferme richieste, nella vana speranza che non fosse vera quella notizia, finché non sono arrivate tutte le conferme. Iole Santelli, presidente della Regione Calabria, si è spenta serenamente questa notte nella sua casa di Cosenza. Ha recitato in maniera sublime, nella sua voluta semplicità, il comunicato ufficiale di prima mattina della Regione. Perfetto. Dobbiamo dare un segnale di questa terra che ci dà tanto e che ci restituisce una cosa che credo che questo brutto momento, buio momento che ci ha regalato è riscoprire il valore delle piccole cose, anche di una passeggiata, del riscoprire la natura, del rivedere delle cose con occhi diversi. Iole Santelli ci lascia i suoi cari innanzitutto, la sua famiglia alla quale era profondamente legata, senza che nessuno si sia azzardato in questi momenti, in queste ore, a dire una sola parola di merito sul suo operato politico in questi 8 mesi, segnati dalla tragedia del Covid. Nemmeno su quei social, che nella loro insopportabile furia vendicativa e carica di odio, di livore e di invidia, l'avevano a volte pure derisa senza nemmeno conoscerla. Giusto che sia così. Ed aggiungo normale anche. Finalmente, almeno per una volta, un senso di pietas, di dolore vero e condiviso, non di facciata, ma profondo, per una giovane donna che non ha mai nascosto nulla della sua situazione, sta infatti pervadendo la regione da nord a sud, stordita da una notizia che l'ha tramortita, come un pugile suonato in un ring di box. Abbiamo avuto troppi uomini soli al comando, meglio una donna che sa fare il gioco di squadra. In Calabria si vince con noi, non si vince con Dio. Avviene tutto questo perché la morte è come un lavacro, dove tutto alla fine si cancella e si dimentica? Vogliamo pensare e crediamo che non sia così. Tanto dura e assolutamente inattesa è stata la notizia. Iole, alla fine un segno profondo, e che segno l'ha lasciato? Quello di una vera combattente, di una donna che non si piega, che non si arrende, che voleva vivere e che ce la stava facendo, trasmettendo la sua voglia di vivere, la sua semplicità e genuinità. Una bella sfida vinta, ma soprattutto vinta fra i sorrisi della gente e vedere che negli occhi delle persone che c'è chi che questa Calabria crede. I calabresi, cara Presidente, ti ricorderanno. Eri una donna speciale. Riposa in pace.